siccome parlavamo di giovani, tuo figlio, ve li vogliamo mostrare quello che fanno i giovani che giustamente, come diceva Fulvio Abate, tornano a vivere come tutti noi dopo 2 anni complicati. Allora Nicola Di Turi e Giuseppe De Masi sono andati in giro per Roma, che si risveglia col turismo e con la movida notturna, vediamo. Abbiamo visto dei sacchetti a cielo aperto di plastica, francamente Milano non è così, Bologna non è così. Torna l'estate e tornano i turisti nelle città d'arte, Roma in testa. La città sarebbe bella, interessante, ma è molto sporca. Non avete paura di essere voi i protagonisti alle volte, voi turisti? No, io non sono una protagonista in questo senso, io anzi sono molto ligia. Una volta ho visto 2 turisti ubriachi alle 5:30 del mattino sulle scale di Rione Monti che facevano quello che dovevano fare. Non mancando uno Stato forte, un comune forte, magari i turisti si sentono autorizzati a fare cose che in altri posti non farebbero. I turisti si comportano di conseguenza a quello che è la città, di fatto la città è un po' abbandonata e quindi conseguentemente i turisti si lasciano spesso andare. Oltre ai turisti, a finire sotto la lente di ingrandimento delle autorità sono stati anche baristi e ristoratori. Il 100% degli esercenti con attività di somministrazione al Pantheon è risultato abusivo ad un controllo. Abusivo, 30 cm fuori, sì. Se il cliente si sposta la sedia e vado 30 cm fuori... Quanto le è costato questo? Sono 2 verbali per 30 cm, 12.000 euro, 30 cm. Non hanno tenuto conto del Covid, di tutto quello che è stato il precedente e adesso praticamente ci ritroviamo. Ma voi avete tenuto conto delle regole? Metti un tametto in più, non è che invadi il mondo. Spesso però a soffrire di servizi maggiori sono proprio i residenti del centro che hanno deciso di prendere carta e penna e di scrivere direttamente all'UNESCO. Tavolini ci sono dappertutto, anche all'estero, però non in maniera così invadente, no? Basta guardare qui, cioè lì c'era tutto un parcheggio Velemodo, sparito. Spostandoci dal centro città la situazione non cambia, ma a far discutere questa volta è la movida. Alcune persone sono preoccupate per i concerti che comunque magari in mezzo alla settimana lavorativa qualcuno si deve svegliare presto. Come in tutti i posti dove c'è tanta gente a volte ci sono delle degenerazioni. Cosa manca in 2 parole? E un po' più di ordine, non lo so, quello che manca a Roma un po'. Prima qua c'era uno spaccio di droga tremendo, adesso invece... Quindi la situazione è migliorata grazie alla movida? Molto, sì, molto. È piena di turisti. Vedi, la situazione è anche migliorata grazie alla movida a Roma.